Buongiorno, benvenuti, benvenuti anche a coloro che ci seguono da casa. Sono molto felice oggi di ospitare in Consiglio regionale la presentazione di Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson. Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson, è un progetto che parla prima di tutto di sport, ma soprattutto di persone che hanno scelto di non fermarsi, come spesso capita in questi casi, di persone che hanno scelto che un limite può essere anche un'opportunità, di continuare soprattutto a stare assieme e per affrontare una malattia con coraggio, determinazione e soprattutto tantissima voglia di vivere e di continuare a fare comunità. Il percorso da Venezia a Cortina, che arriverà poi fino a Dobbiaco e Lienza, non è soltanto una sfida in bici, ma è un messaggio concreto di inclusione, di speranza, rivolto a tutte le persone con Parkinson e alle loro famiglie. Ringrazio il presidente Lorenzo Sacchetto, che poi interverrà, il vicepresidente Stefano Gianesella, Raffaella Roveron, Giovanna Grando, tutti i soci, volontari e caregiver che ovviamente collaborano alla vita dell'associazione e hanno collaborato in modo attivo a questa iniziativa. Ringrazio anche il presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Davide Giorgi, che conosco da tempo, con i quali insomma abbiamo collaborato su più livelli e continuiamo a collaborare su più livelli. Per me è sempre un grandissimo onore. E il mio pensiero, al di là dell'aspetto sportivo, strettamente sportivo, va soprattutto ai caregiver che hanno un po' questo termine anglofono inglese che di fatto include tutto ciò che effettivamente è stare accanto a una persona, lo fa anche in modo freddo, ma in realtà c'è un modo molto più c'è un modo molto più caldo di parlare di caregiver, perché molto spesso i caregiver sono familiari, sono persone che hanno già passato buona parte della vita in fianco a chi oggi insomma, convive con la malattia. E il loro impegno quotidiano è silenzioso ma fondamentale e non è un impegno distaccato, ma è anche un impegno coinvolto. E come istituzioni, come consigliere regionale, rappresentante delle istituzioni, credo che sostenere questo tipo di iniziative capaci di includere sport, salute, continuità, affetto, assistenza, sia un dovere non soltanto dal punto di vista mediatico, ma soprattutto credo sia un dovere proprio come rappresentanti delle istituzioni a credere profondamente in questo tipo di iniziative, perché da questo tipo di iniziative nascono opportunità, non sono iniziative fine a se stesse, molto spesso sono iniziative per continuare a fare comunità all'interno delle persone che vivono il stesso tipo di problemi, ma soprattutto ci permette e permettono di allargare il cerchio e di far capire che a tutte le persone che soffrono di determinate malattie, in questo caso il Parkinson, sanno che hanno un'opportunità dietro l'angolo che possono cogliere, abbracciare per vivere la vita nel miglior modo possibile. Non mi resta che augurare un buon viaggio e una buona pedalata a tutti voi che sarete coinvolti e devo dire che ogni chilometro percorso sarà anche un passo avanti nella conoscenza, ma soprattutto, come abbiamo detto, nella sensibilizzazione sul Parkinson. Mi sento di dovervi ringraziare dal profondo, insomma, del mio cuore per l'esempio che state dando, nella speranza che quello che voi fate sia in futuro anche un'idea da copiare da parte di altri, se non addirittura da inglobare da parte di altri. Quindi non mi resta che ringraziarvi. Vorrei far fare un breve saluto al presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Davide Giorgi. Prego, presidente,
perché so che dopo ha un altro impegno e quindi approfitto della sua presenza ora. Prego, Presidente. Grazie consigliere. Sono particolarmente felice di essere qua questa mattina perché noi abbiamo un compito importante nel Comitato Paralimpico. Abbiamo un compito gravoso ma importante che stiamo condividendo in maniera forte con la Regione e che è quello di portare le persone con disabilità a fare attività motoria e attività sportiva. Pedalando è un'associazione che non mira all'agonismo, come spesso noi del Comitato Paralimpico siamo abituati e ricordo sempre che in Veneto noi abbiamo il 30% delle medaglie paralimpiche nazionali, quindi insomma ce la caviamo bene qua in Veneto. Ma grazie a Pedalando e alle associazioni come Pedalando, noi mostriamo l'altra faccia della medaglia, della stessa medaglia, cioè la necessità di portare la popolazione disabile a fare un'attività motoria. Ed è proprio nel piano che recentemente, grazie anche al consigliere, è stato varato dalla Regione, che abbiamo finalmente per la prima volta inserito le attività motorie adattate all'interno dell'alveo delle attività promosse. È una rivoluzione per noi, è una rivoluzione importantissima. Quindi per noi questo movimento, che ricordo tra l'altro è partito con le Paralimpiadi, perché insomma siamo partiti con Raffaella, con le Paralimpiadi siamo arrivati a Verona alla sera dell'inaugurazione e poi a Cortina, e poi adesso a Cortina. Quindi insomma il messaggio che lancia è un messaggio che si può e si deve attraversare e sdoganare lo sport come strumento sociosanitario. E questa nuova regione lo sta attuando. Io ringrazio veramente Matteo Baldan perché al di là che ci conosciamo da tempo e abbiamo avuto modo di apprezzarci per l'impegno che ognuno mette nel proprio ruolo, però è la visione sportiva e sociale che ci accomuna. Ed è un inizio di legislatura, questo per me importante, nel senso che con la Regione veramente potremo fare una rivoluzione per il nostro mondo, perché ne abbiamo bisogno, perché se la facciamo accompagneremo moltissima gente ad approcciarsi all'attività motoria come strumento sociosanitario e quindi curativo. Ed è uno strumento straordinario, lo stiamo studiando adesso con le università, stiamo facendo delle convenzioni straordinarie con le ASL, quindi insomma è un momento importante e Pedalando testimonia questo. Quindi insomma coraggio, andiamo avanti perché gli strumenti ci sono, le istituzioni ci sono a fianco e noi dobbiamo solo impegnarci per diffondere questo verbo e penso che questa manifestazione servirà proprio a questo. Saremo a Cortina giovedì prossimo, insomma anche su una tavola rotonda per discutere di questo, insomma. Quindi grazie a Raffaella, grazie ai ragazzi, grazie a tutti voi che accompagnate. Bene ha fatto il consigliere a ricordare il ruolo dei caregiver. I caregiver siano in età evolutiva, cioè con i bambini sia con gli adulti, sono fondamentali perché sono coloro che accompagnano poi i nostri ragazzi e ragazze alle attività motorie. Quindi sono lo strumento più importante insomma, che il nostro movimento ha. Grazie a tutti. Grazie Presidente, grazie Davide. Sì, no. Approfittiamo ora della foto perché poi il Presidente deve andare, quindi attendiamo un attimo. Prego, ma io la faccio anche dopo. Sì. Stefano. Grazie, abbiamo approfittato adesso così siamo riusciti a fare la foto con il Presidente Davide Giorgi. Inviterei ora sul palco il Presidente di Pedalando Movimento di Resistenza al Parkinson, APS e ASD, e questo lo sottolineo perché APS e ASD, Lorenzo Sacchetto. Prego. Io non devo andare a spanne, ma devo leggere perché poi l'emozione mi fa dire delle cose che non sarebbe corretto dirle, ecco. Allora,
Buongiorno a tutti e a tutte. Ringrazio tutti e ciascuno di voi per l'accoglienza e per accogliere la possibilità di ampliare la voce di resistenza alla malattia. Aprire questo incontro per me non è soltanto un momento istituzionale, è soprattutto un momento profondamente umano, perché Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson, non nasce come un semplice progetto sportivo, ma come una scelta di sguardo sulla vita, che non è solo il nome di un'associazione, ma è anche un'affermazione di volontà. Quando diciamo movimento di resistenza, non parliamo soltanto di muscoli che si muovono, parliamo di persone che decidono di non fermarsi davanti alla malattia, alla paura e all'isolamento. Parliamo di una comunità che si trasforma una difficoltà in un'occasione per creare relazioni, consapevolezza e dignità. Pedalare è cura, è presenza, è il modo con cui decidiamo al mondo noi ci siamo. Negli anni questo cammino è cresciuto, tappa dopo tappa, capoluogo dopo capoluogo di regione, perché il movimento genera altro movimento, avvicina le persone, crea relazioni, mette in dialogo associazioni, istituzioni, il mondo sanitario e quello sportivo. È così che quasi naturalmente è nata la rete che attraversa il territorio e continua a crescere, alimentando condivisione di un'idea semplice. Insieme possiamo costruire cultura della salute, dell'inclusione e della partecipazione. Da questa esperienza, Pedalando verso Cortina 2026, è un progetto accreditato al programma Italia dei Giochi 2026. È un progetto che è accreditato al programma Italia dei Giochi nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, già da gennaio scorso. 15 pagine però, prego pazienza. No, non ce la faccio. La scelta della partenza da Venezia, capoluogo di regione Veneto, non è casuale. Vuole rappresentare il valore della rete costruita in questi anni e che il riconoscimento del sostegno che le istituzioni possono offrire a questo percorso di crescita. Anche l'arrivo a Cortina assume un grande significato. Cortina non è soltanto una delle capitali mondiali dello sport, ma è il luogo che ha ospitato i Giochi olimpici, paralimpici, simbolo di una visione dello sport capace di abbattere ogni barriera e di riconoscere il valore di ogni persona. Raggiungere Cortina significa idealmente unire il nostro piccolo viaggio quotidiano al grande viaggio dell'inclusione rappresentato dal Movimento Paralimpico Internazionale. Questa pedalata non vuole essere soltanto un evento sportivo, vuole essere un momento concreto di sensibilizzazione sul Parkinson, sulla presenza attiva delle persone
con disabilità motori nella società e sul valore dell'attività fisica adattata come strumento di salute, di prevenzione e miglioramento della qualità della vita. Concludo lasciando questo messaggio di Pedalando. Non possiamo sempre scegliere ciò che la vita ci mette davanti, ma possiamo scegliere come affrontarla. Noi abbiamo scelto di farlo con il movimento, abbiamo scelto di trasformare la biciclettata in uno strumento di dialogo, la storia in un luogo di incontro che ogni chilometro percorso in un'occasione di costruire una società più inclusiva. Sono profondamente onorato per condividere con tutti voi questa esperienza in un progetto che ha la comunità di viaggiare nel territorio. Portando con sé una delle eccellenze più che autentiche del nostro paese, la voglia di vivere con dignità e di dimostrare che anche una malattia neurodegenerativa non può impedire a essere protagonisti della propria vita. Grazie di cuore a tutti per essere parte di questo mio cammino. Grazie. La disabilità è anche questa. La ringrazio, Presidente, perché è riuscito in pochi concetti ad esprimere tanto, e credo che chi ci sta seguendo da casa, più che qui, insomma, perché chiaramente qui ci sono persone coinvolte a vario titolo e quindi sono già immerse in questo mondo, credo che chi ci ha e ci sta seguendo da casa sia stato catapultato in un aspetto che, attenzione, non vuole essere quello emotivo, ma vuole essere quello della quotidianità. E ha ben detto alcuni concetti che fanno capire come in realtà chi soffre di questa malattia cerca ogni giorno di trovare un obiettivo sull'obiettivo per rimanere aggrappato alla normalità, e quindi la ringrazio perché è riuscito ad esprimere questo concetto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Chiamerei per un intervento testimonianza, per un intervento Raffaella Roveron, che è un po', insomma, qui per un saluto, che è tra le promotrici di questo progetto e insomma l'ha vissuto da vicino in modo costante. Prego, Raffaella. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, di condividere questo momento, questa espressione che stiamo portando avanti insieme, e vediamo che dialogo dopo dialogo, conversazione dopo conversazione si concentrano obiettivi che sono comuni, insomma, a partire da quello che il consigliere ha espresso all'inizio e Davide Giorgi, poi Lorenzo, e andando avanti vedremo che troviamo molti fattori che ci uniscono in un obiettivo unico. Ecco, la strada che abbiamo percorso con Lorenzo, ma tutta l'associazione, qui ce n'è una parte stamattina di pedalanti, persone che pedalano con noi e che sostengono il nostro cammino di resistenza alla malattia, è fatto non solo appunto di questo evento che partirà il giorno 20, ma di una quotidianità che vivono in prima persona le persone che hanno la malattia. E in secondo, nello stesso piano, la famiglia, perché quando si ammala una persona si ammala tutta la famiglia, ed è importante che la famiglia sia a sostegno di un malato con una malattia neurodegenerativa, che va sostenuto non con la pietà ma con la voglia di reagire, perché ce l'hanno la voglia di reagire, di fare, di essere quello che sono sempre stati nella loro vita. E quindi ecco questa sottolineatura, sostegno anche alla famiglia che è accanto
a loro per noi è molto importante, e un grazie per anche gli amici che condividono, perché poi l'associazione, almeno Pedalando, non è fatta solo di persone con Parkinson, ce ne sono alcune con Parkinson, gli altri sono amici che sostengono e abbracciano questo grande obiettivo che si ha, cioè di vivere la vita quotidiana il meglio possibile, quindi con tutto quello che si fa. Quindi grazie anche ai ragazzini che, scusate, chiamo ragazzini perché li vediamo molto più giovani di noi, che condividono e sostengono questo progetto, e fa bene a noi sapere che siamo nel loro futuro, noi. E quindi ecco, questo grazie particolare anche a loro. E grazie per questa possibilità di condivisione. Grazie Raffaella, grazie a voi per fare ciò che fate. Chiamerei qui per una testimonianza rispetto all'esperienza di attività di inclusione Stefano Gianesella, che è il vicepresidente dell'associazione Pedalando Movimento Resistenza, insomma tra gli organizzatori. Ecco. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo qui tutti assieme per capire in maniera un po' più specifica, e noi siamo qui a spiegarlo, che cos'è il gruppo, l'associazione Pedalando. Naturalmente tutto è nato dal presidente e dalla moglie, che non si sono arresi all'evidenza della storia clinica, perché quando hai una diagnosi di una malattia importante come è il Parkinson, all'inizio ti cade il mondo addosso. L'amico Lorenzo e la moglie Raffaella hanno dimostrato, stanno dimostrando e dimostreranno che non bisogna abbattersi, anche se ti capita all'improvviso una cosa che non era preventivata. Quindi la capacità di reagire si è tradotta in un facciamo qualcosa di materiale. Mi immagino la scena a casa, loro due guardandosi negli occhi hanno detto: qua bisogna fare qualcosa, non arrendiamoci a quello che ci ha comunicato la risonanza, il neurologo, il neurochirurgo di turno. Si sono detti: cosa possiamo fare noi? Rimbocchiamoci le maniche e saliamo in bicicletta. Questa è un'idea di Raffaella, da quello che so, che ha spinto Lorenzo, che conosco dai tempi delle elementari, eravamo calciatori in erba ai tempi non sospetti. Voglio dire, noi eravamo più portati, propensi per il gioco del calcio, che è un gioco di squadra, c'è il contatto fisico, un altro tipo di sport rispetto al ciclismo. Perché il ciclismo? Perché il Parkinson è una malattia del movimento, così definita. Ti porta a rallentare il tuo modo di camminare, di comportarti, e ti porta pian piano a perdere l'uso delle gambe. Qual è stata l'idea geniale dei due nostri amici? È stata quella di sostituire questa mancanza che porta alla malattia con due ruote, ma io dico sempre, non due ruote una di lato all'altra, ma due ruote in fila, una davanti all'altra, quindi la bicicletta. Con l'esempio che vogliamo dare a chi incontriamo durante i nostri viaggi estivi, vogliamo dimostrare che nonostante siamo colpiti da una malattia importante, cronica, degenerativa, noi abbiamo la forza di resistere a sta cosa qua. Cioè ci mettiamo anima e corpo per non arrenderci, perché arrendersi di fronte alle difficoltà vuol dire cedere le armi. Sto concetto qua non fa parte del nostro modo di pensare. Quindi io personalmente mi sono aggregato dopo anni che ci eravamo persi di vista con Lorenzo, e vedendo le sue imprese sui social media, insomma, mi sono aggregato al loro gruppo e pian piano sono riuscito anche a fare qualche chilometro in più pedalando, visto che non ero proprio un ciclista provetto. Comunque, il progetto, venendo al progetto di quest'anno estivo, il fatto di collegare due perle importanti come
la città di Venezia e le città di Cortina, che tra l'altro non sono scelte a caso, perché se uno va a vedere la storia, Venezia è piantata letteralmente su dei tronchi d'albero provenienti dai monti del Bellunese e quindi nei secoli è stato trasportato fisicamente una parte della montagna in quello che era un acquitrino, sopra il quale è sorta sta splendida città che tutto il mondo ci invidia. Con questo voglio dire che sì, attraverseremo il ricco nord-est, cioè il nostro territorio, ma dovunque passeremo il nostro intento è quello di trasmettere il messaggio che siamo affetti da una malattia grave, però riusciamo a fare cose che all'inizio uno avrebbe detto no. Ad esempio io ero molto titubante sul fatto di riuscire a fare tappe da 100 km, non era nelle mie possibilità. Il primo giorno ho fatto 30 con gran fatica, il secondo giorno 40 e così crescendo. L'ultimo giorno sono riuscito a fare la tappa di 110 km con mia grande meraviglia. Mi è costata 2 bottiglie di vino perché avevo promesso che se fossi riuscito a farla avrei contribuito con qualcosa del luogo di gratificante. Ecco, concludendo, non voglio rubarvi ulteriore tempo. Nel titolo della nostra associazione, Pedalando, bicicletta, capacità di reagire, dimostrare che anche con un handicap l'attività fisica è una sorta di medicina. Tante volte dopo una bella giro in bicicletta uno viene a casa e si sente rigenerato, non ha più tutti i suoi pensieri concentrati sui propri malanni. È come un reset dei pensieri negativi. Lo sport è anche medicina, ha questa grande funzione e il messaggio che vogliamo trasmettere è quello di dire non fermarti a dire questo io no, non riesco, sono menomato, sono amputato, sono debilitato. Basta volerle le cose. I limiti ce li poniamo noi, ma il fatto di riuscire a superarli, questo è una grande opportunità. Noi speriamo di dare l'esempio con tutti quelli che incontriamo di rompere quegli indugi, quelle timori e uscire allo scoperto anche con le proprie imperfezioni, perché quando uno è malato cerca di nascondersi, tende a isolarsi. Noi facciamo il contrario, ci aggreghiamo, facciamo baracca, come si dice, perché è anche bello godersi la vita, non solo piangersi addosso o deprimersi in rapporto alle difficoltà che uno incontra nel proprio cammino. Secondo me il fatto che all'improvviso ti arrivi una malattia, cosa che nessuno si augura, però prima o poi succede. Quando succede viene fuori il vero carattere della persona, è nelle difficoltà che tiri fuori te stesso, perché normalmente tutti noi abbiamo la maschera del benessere, dell'essere belli a tutti i costi. Se noi guardiamo i modelli che ci propina la TV, il mondo della comunicazione, dobbiamo essere tutti alti, belli, prestanti, i denti dritti, i capelli al posto giusto. Almeno questo è l'input che ci dà la società moderna. Noi con nostra disabilità dimostriamo che hai una malattia, ok, coltello tra i denti, avanti tutta e non ci fermiamo di fronte a niente. Grazie. Grazie Stefano. In conclusione, ma non meno importante, anzi, molto spesso gli interventi più importanti vengono alla fine, chiamerei qui per parlarci dell'importanza della rete di supporto al Parkinson la Presidente del Coordinamento Veneto delle Associazioni di Parkinson e Vicepresidente di Parkinson Italia, Giovanna Grando. Grazie dell'invito, consigliere, grazie
a Lorenzo e a tutta l'associazione Pedalando. Cosa posso dire? Per me è una famiglia. Sono partita con Lorenzo e Raffaella e conosco la loro storia a fondo. C'ero quando sono arrivati la prima volta a Roma ad accoglierli e ricordo ancora quell'emozione. Vi porto i saluti del presidente di Confederazione Parkinson, che li manda con tutto il cuore e sta facendo riabilitazione con l'attività motoria. E la sta facendo in Veneto, anche se è lombardo, proprio a dimostrare quello che sta facendo il Veneto per l'attività fisica, per l'attività motoria e l'importanza che ha, perché Stefano ha precisato bene, molte volte l'attività motoria sopperisce al farmaco. È farmaco. Quindi credo sia fondamentale e importante quello che si sta facendo in tutta Italia, ma in particolare in Regione Veneto, nel favorire tutto quello che è attività fisica e nel supportarla. Pedalando in effetti porta questo messaggio che muoversi fa bene e credo anche che porti il messaggio che pedalando insieme nessuno resta mai solo. Lo definirei proprio l'associazione come un ponte di umanità che supporta anche la comunità, perché veicola il messaggio del movimento alla resistenza al Parkinson, ma non solo al Parkinson, come è già stato detto da tutti, ma inclusivo per tutte le malattie degenerative e non. In effetti alla pedalata partecipano molte altre persone, non solo persone con il Parkinson. Malattia difficile, non solo per il movimento, ma anche perché sempre più spesso la diagnosi arriva alle persone giovani. C'è un aumento di questa malattia esponenziale e proprio per questo ancora di più credo che questo movimento, pedalando, movimento di resistenza, facendo sensibilizzazione, porti un messaggio unico e inequivocabile. Credo che non è solo la resilienza, ma il cambiamento che facciamo con una malattia. Molte volte direi che ci ammaliamo per guarire, prendere coscienza, l'ha detto bene Stefano, capire quello che siamo, con una forza, oso dire, con le persone che sono qui, che conosco con la malattia di Parkinson, che non sapevano di avere, ma una forza che penso molte persone ancora non conoscono di avere, anche tra le persone sane, mi permetto di dire. Ed è questo che chiedo anche al consigliere di riportare e di mettere in evidenza nello sport, perché le persone con malattia, perché la malattia è malattia, la nostra è neurodegenerativa ed è impattante, perché una malattia, noi diciamo che ha 100 malattie, ma è importante educare le persone alla comprensione e a comprendere che la prevenzione e l'attività fisica sono fondamentali. E chiudo dicendo anche che nel 2024, di questo ringrazio, il Veneto ha prodotto un PPDTA, che è prevenzione, piano diagnostico terapeutico per la malattia di Parkinson, che è stato anche il lavoro che ha portato ad arrivare all'Istituto Superiore di Sanità e parlare di Parkinson. Quindi io ringrazio il Consiglio e il consigliere per l'invito di oggi, tutta l'associazione Pedalando, ma in particolar modo Lorenzo e Raffaella per quello che hanno creato e per quello che stanno facendo con tutte le persone, con tutti i soci dell'associazione. Grazie a tutti voi, che siete un bel esempio per tutti noi. Grazie.
Grazie Giovanna. Grazie, no, grazie a lei. Grazie davvero. Ci avviamo verso la conclusione. Io prima di chiudere la conferenza volevo ringraziare altri ospiti qui in sala: Ludovica Gianesella, Ginevra Gianesella, Rossella Zanarini, Diego Tescaro, Mer Lorenzo, Nazareno Lucchina, Attilio Beghetto e Luigi Laudani. E con questo non mi resta ovviamente che fare un ulteriore appello per l'inizio di questo evento, di questa manifestazione che si divide tra inclusione, sport, malattia e quotidianità. Seguite, sostenete l'iniziativa, pubblicizzatela, perché, come dicevo prima, è un evento importantissimo, fine a se stesso, ma soprattutto è un evento che darà la possibilità di continuare a parlare tutti i giorni di questa malattia e di come affrontarla, non soltanto dal punto di vista terapeutico, ma soprattutto dal punto di vista sportivo, inclusivo, che migliorano l'aspetto ovviamente morale e psicofisico degli ammalati e dei familiari. Grazie ancora per chi ci ha seguito, grazie ancora a tutti i presenti e vi auguro una buona giornata.